Benvenuti a Sombra de Sunnuragi, stagione dessi stadi. Il vivere quotidiano tra la natura e i suoi elementi ha prodotto per gli esseri umani di ogni tempo una continua sfida per avere ragione dei fenomeni non direttamente controllabili. Una delle più interessanti sfide è da sempre quella tra agricoltore e bestie selvatiche, entrambi interessati alla propria sopravvivenza in uno spazio condiviso. La lotta per l'approvvigionamento delle risorse scarse ha comportato un banco di prova costante per l'ingegno umano, tutto teso a predisporre tecniche per limitare i danni di quegli animali che devono la propria vita a ciò che riescono a reperire in natura. Fu così che gli agricoltori dovettero approntare tecniche per difendere il proprio raccolto dagli attacchi dei volatili o per proteggere i propri animali da cortile dall'esposizione diretta ai piccoli predatori. Non potendo vigilare costantemente il circondario, i contadini escogitarono diversi stratagemmi per spaventare le bestie e tenerle alla larga dai propri modesti averi. Una di queste opere semplici ed ingegnose fu indubbiamente lo spaventapasseri, un manichino dalle sembianze umane abbigliato con vecchi e logori abiti ormai dismessi, il quale veniva posto a presidio del terreno. Gli uccelli beccanti temevano la presenza umana e, vedendo da lontano lo spaventapasseri e scambiandolo per un umano, si tenevano a debita distanza. Lo spaventapasseri fungeva da deterrente per quegli avventurosi che addocchiavano prelibatezze ortofrutticole da depredare per nutrirsi. Nel corso del tempo uccelli e volatili si abituarono progressivamente alla presenza degli spaventapasseri negli sterminati e assolati campi estivi, per cui ancora una volta l'uomo dovette escogitare alcune migliorie che rinnovassero la sua funzione. Assieme a sumustaioni vennero approntati dei piccoli trucchi sonori con l'ausilio di canne e giunchi, i quali, appena aspirava un alito di vento, emettevano uno schiocco simile a degli spari. Gli uccelli, credendo fosse opera di fucili o carabine, si sollevavano in stormi alla ricerca della salvezza, il tutto senza sparare neanche un colpo. Per difendere gli animali da cortile, invece, gli agricoltori crearono appositi recinti a maglie strette al fine di proteggere il pollame. Le volpi, per quanto agili, non riuscivano a penetrare dentro la barriera e rimanevano a bocca asciutta, anche se qualche esemplare particolarmente arguto, comprendendo la tecnica, cercava di scavare una buca per aggirare l'ostacolo e fuggire con il proprio premio. Nella lotta per la sopravvivenza non si finisce mai di apprendere nuovi modi per far sì che la vita possa proseguire, dimostrando come quella tra natura ed esseri umani sia una battaglia che procede da milioni di anni ed è destinata a proseguire sino a che la vita calcherà le proprie impronte su questa terra. Ogni essere combatte per la propria sopravvivenza e per quella della specie di appartenenza. Vince solo chi è maggiormente determinato a non perire di inedia o per mancanza di astuzia. Mustaglioni. Due scambus dell'in anta capiao, a incrocio, in mezzo de sugungiao. Bistiu un stracciusu, de tanti colorisi, pocistesiai spillonisi boladorisi. In conca vorta d'un capeddu beccio, mancai arrogao, esti bonu auspiccio. Su mustaglioni serbili a sortulano, sia da mericeddu che a mangiano, poite in metas gruculeos a carrogasa, del su terreno, depidi bogaia forasa. Salsa carra drogia di fai di compangia, fatta de canna, ororo de vrumini bodia, chi zona da genza esosta, a ripetizioni, pari di cassatori sparendo a pallettoni. Zacarra drogia in pari a mustaglioni, a intro de bingia, accanto de gurdonesi, e in terra de trigo pronta a messai, che s'arregotta d'occa da marolla salvai. In ogni allogo, gettauso povesta, borlante spillonesi, parenti in festa, cicchendi de papais benes de sa natura, ponendo in grugi messaglios e agricoltura. Ma somini impera da s'intelligenzia, ciccata de non perdi sa pazienzia, povo di bivi, papai e tirai innantisi, boghenninci attesu, i spillonesi birbantis. E su mustaglioni esti de grande aggiudo, mancai prantau a terra, firmo e mudo, di vada sicai e bogaia foras e spillonisi, ca de sfruttus desatto funti furonisi. Cruculeu esturru, in sabida nostra, no este brusa gradesse una sosta. A bolagna trullogo, truda carroga. Atteso de noi, bai, pappa e sfoga. Ita bella musica questa poesia sove su mustaglioni, che è un elemento caratteristico del susato nostrano, in pari con altre cose, come poi dessi sazza carradroja, che asinaudui, che punti facili a tasasfai, ma cancuota va in timede effetto. E spiega Siddu, hai tasribidi su mustaglioni?
E su mustaglione nasce di questa che sotto l'anno, su messaggio, non era bisogno di questo mustaglione, proprio di stesiai a chi ci dipappa da su chiesti coltivendi. Avevo un mustaglione in susato, in mezzo di un otto, fa fizze pregeri, poi i messaggi su concordano con roba beccia, a roba colorata, di arrubio, di birdi, niedo, grogo, azzurro. E chi si bia da bene di atteso, quando vai a siccare, o stesiai spillosi o altri animali che ci vanno in giro su satto. Ma non sempre è riesci però, e tocca a comprendi e ammirare però s'ingegno dei gusti uomini che traballano a terra, un po' di salvai su che fonti seminenti o arendi. Su scopo esti scetti gusto, de arregolli e portagli ad uomo, questo sfrutto su chi ha di traballare o isso, o la sua famiglia sua, ma non di sicuro quei animali saresti che ci ripappano su chi su e sti coltivendi. E funziona sempre questo mustaglione, in ogni occasione, per proteggere e salvare il frutto su questa terra. Mi pare che non funziona sempre, poi taga. C'è sti però che l'incuno appunto che su mustaglione plantava un mezzo dessa terra non lo dimmi, non di dove da siccai, e questo è sti somni purunco. Intra in sa terra, allena, ai scusi, a scurio, a suonotti, altro che danno di animali se entra da su furunco, men sotto, men bingia o in altre terre. E scaramenta da scetti quando bene cassato de su meri dessa terra. E accaba da assistati, commenti arriba da sattongio su mustaglione, però fatto de gannas e vestiti vecchioso, bene sconcordato e allogao in domo, possa andare da sanna posti de sottullao. Poi te che agosto, commenti vestinenti prima, esti de grande aggiuto, specialmente in meisotto, insomma, a prescindere da su furunco. Biugas ha scritto un bello libro che si nada Proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori in sul 2019, leggisi anche un bello dicio che grazie di bei con questa poesia. Biugas è questionando dei mustaglioni e dei otullani e dei messaggi, o dico che può andare bene con questa poesia, vuoi dire ogni otullano vanta da sa cibuda sua. E però che all'incuna otta tocca lavoro e si valleri si te sfrutto su te su traballo che si fai. Adesso ha ragione, ma metti a Cancun su troppo struppiata. E chiedeni di un arrogo di terra insistati da impera da popone un orto e due vai sia da povreceri ma pure può bisogno, questo è vero. E in cui due pianta da allo, cibuda, tammatas, fasolletto, cucumini, meloni, sindria e altre cose pure. Ma esti pure un banto, quattro amici per questo tullano, e chi tieni di sorto più bello a chi di dona in mello frutto, e ognuno come ti via nata su dicio, banta da su, e su mustaglione più bello chi no fai di accostare carrocos e pillonsi, in questo caso pure ognuno banta da su mustaglione cosa sua che esti più colorato che esti fatto più vende satro. Aga tanta occasione vuoi sfida, finta sa coi mustaglioni si sardus, E ascolta, il frutto su dei satros invece sa fonti sempre leggiusu. A capo è proprio il contrario, poi te pare che i frutti su dei satri siano più belli. E infatti c'è un dicio che nada, sa d'ammata del sottalleno è più saporita. E ci creo, quando non da deppi si traballai tui, è più sapori a meda. Ancora questa cosa non effetti prima, ma succede ancora. A te in un otto est uno preceri pochino poi, ma a porta sa esti pure uno preceri pochino intra da furai, ma che non tengo da bisogno però, e questo va dato ancora più fastidio, più nervoso. Se furunque de sicuro non timidi su mustaglione concordao posto un mese de sotto, che all'incuno tu vai di voi che sti furunque, che all'incuno altro tu vai di po' fammini, ma come ti narra da suddiccio, su chiagattasa, pigasa e arregollisi, e chi esti furao pari di brusavorio. Su famine cosa legge a chi vota a fare cose sa chi dona a danno a altri uomini, ma furai scetti po' cos'hai però non anda bene mai, poi te ognuno deppi di papà e de su, no certo de su che anda da furai in domalleno o in otalleno. Ma sommini, e forse si sommini sardo specialmente, non è che parli di indifferenti quando uno entra da divurai sa cosa sua. E ti dice sia da pod imperare in queste occasioni. Ci non medas, ma somni quando sagata da frigau de un altro e di esso nervoso, a volte se narra cosa sa che magari non gli da volirai o che non li decenti, però tipo questo dicio, squartarà osiesta. E questo tu conoscevi dotto su, penso,
che non tenge da bisogno meda di spiegazioni, però non sigan in qua cosa dei pruso. Questo dice come ti viene si nada in momento del nervoso. Grazie a me si rende su io sono nominato poco fai. Dopo di noi uomini prima de felli e de nervoso, quando si indaccata che mancare in sotto, dove entrare gente e diranti vorrei cose che lui tenieda. E questo certo che non andava bene. Su mustaglione, custotta, non ci posso fare nulla, perché su mustaglione si pongono difetti, poi spillonsi o esarroscionsi o altri animali si arrestisi che monti si usato. E squartarà sia steste un frastimulleggio, mandao con gana a chi ne ha fatto su volunque des cose sue, de gallisisia da gallidari. In domo è usato pure. E a chi torrà su a sotto, andivurai sa cosa che uno ha coltivato in tutto su Berao e da poi la regoli si stati. Certo che Dio da nervosa a sumeri de sotto a si bissa cosa furata, de uno che entra dai scusi in sotto cosa sua. E s'auguri non è certo des probellus. No, ma per fortuna ci funti auguri nostri su voi chi si ascoltano, che funti sempre più belli. E noi ci auguriamo di non ricifra stiamo su legge su di Aici, noi siete ne su compagnia con questa cosa bella, esatto viauso, alla prossima poesia. Grazie a tutti, certo con questo frastimo che non andate bene con nessuno, ma di più è serrato mancare a ricordare su Mustaglione che è una cosa meda bella di tutti i cosa nostra, che bide sono usato. Si intende all'estero con saluti. Deo bollata!